Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Apriamo con una notizia dell'ultima ora. Incidente mortale nel pomeriggio di oggi a Magnago. Si sono scontrate un'auto e una moto. Un uomo di 48 anni, che era alla guida della sua moto, ha perso la vita. Coinvolto nel tragico sinistro anche un ragazzo di 22 anni, che era al volante dell'autovettura. Sul posto di soccorso un'ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio e un'auto medica, oltre a vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale. I tentativi di rianimare il motociclista sono purtroppo risultati vani. Maggiori informazioni nelle prossime ore su prealpina.it. Buone notizie per la minorenne varesina e per gli altri studenti bloccati a Malta per la positività al tampone sorta durante la vacanza studio. L'Agenzia Governativa per il Turismo maltese ha deciso infatti di organizzare voli di rientro. Il charter per i nostri connazionali dovrebbe partire entro fine settimana, probabilmente venerdì. Complessivamente a Malta sono oltre 500, di cui 157 italiani, gli studenti in quarantena secondo i dati diffusi dalle autorità maltesi. Raccolta differenziata a Varese, un progetto futuro per potenziarla passa attraverso un quiz. I particolari nell'intervista di Renata Manzoni all'assessore Dino De Simone. Dino De Simone ci spiega il progetto Riciclo e Vinco, cui il Palazzo Estense ha partecipato in partenariato e ha coinvolto 5.000 persone. Assessore, a lei la parola. Perché è così importante questo progetto di riciclaggio e che cosa vuole ottenere? Sì. Abbiamo cercato di trovare un modo innovativo per collegare amministrazione e cittadini. Il fine era migliorare la raccolta differenziata e ridurre la produzione di rifiuti inutili. Dove siamo andati a sperimentare? In un quartiere popolare, in un quartiere ricco di condomini, Bustecche, Bizozzero, San Carlo. Qui abbiamo trovato 5.000 famiglie, le abbiamo contattate, circa un 10% hanno aderito attivamente al progetto e tramite WhatsApp ne siamo entrati in collegamento. Ecco, questa sera ne premierete quanti e con quali buoni spesa, che era poi il premio in palio? Sì, abbiamo individuato 25 famiglie virtuose che tramite una serie di punteggi sono state in grado di rispondere in maniera corretta e giusta a tutte le domande su come si fa la raccolta differenziata, come si gestiscono bene i rifiuti, e a queste famiglie abbiamo dato dei buoni spesa che sono stati spesi nei negozi del quartiere. Questa è una bellissima cosa anche per rilanciare il commercio in zona. Grazie Assessore. Passiamo ora all'aggiornamento dei dati del Covid-19. Un'altra giornata con cifre in crescita sul territorio lombardo, anche se per fortuna, una costante nell'ultimo periodo, i maggiori contagi non si stanno traducendo per ora in un peggioramento delle situazioni negli ospedali. Sono 564 i nuovi positivi, con un indice dell'1,5% superiore all'1,2% di ieri, registrati in seguito a 37.062 tamponi effettuati. Tra i decessi, ieri erano stati 0, in lieve calo i ricoveri con 28 pazienti nelle terapie intensive, meno 3, e 132 negli altri reparti, con un meno 4. Tra le province, Milano prima con ben 257 contagi, di cui 154 nella città capoluogo, Varese torna seconda a quota 50. Chiudiamo ora con lo sport, calcio. La Pro Patria suda nel ritiro di Sondalo e aspetta l'ultimo nuovo arrivo, l'argentino Franco Vezzoni, prelevato in prestito dall'Inter. Tra le new entry del mercato estivo c'è anche Leonardo Stanzani, l'anno scorso al Pontedera. Vediamo le sue prime impressioni da bianco-blu nell'intervista di Silvio Peron con la collaborazione per le immagini di Domenico Ghiotto dell'agenzia Blitz. Chiaro che il reparto il ruolo che tu dovrai occupare è il reparto in cui sono venuti via 2 giocatori che qui sono stati importanti. Per chi pesa un po', è una sfida, come la vedi? No, sicuramente io vengo qua con tanta voglia di crescere anche io, no? Poi come hai detto benissimo te, 2 ragazzi che erano qua hanno fatto talmente bene che sono riusciti a fare il salto, vuol dire che qua si lavora bene se uno riesce a
ad allenarsi bene e poi le cose insomma vengono da sé, no? Certo, vengono da sé. Ecco, la prima impressione anche tua di stamattina? No, sono rimasto contento proprio della scelta che ho fatto di venire qui, anche perché non conoscevo ancora bene lo staff, mi è piaciuto molto il primo discorso del mister, i ragazzi comunque sono tutti ragazzi giovani, tutti bravi ragazzi e ci sono tutti i presupposti per fare bene. Ok, va bene. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento all'edizione delle ore 13 di domani e vi auguriamo una buona serata.